Enza Ierna, presidente della Dante Alighieri, oggi presenta un nuovo programma improntato alla promozione della cultura e del territorio. Ce lo illustri? Sì, oggi presentiamo il programma della Società Dante Alighieri Comitato di Agrigento per l'anno 2025. È un programma che tiene conto, degli aspetti culturali, formativi che i vari enti presenti, eventi, associazioni e anche ordini professionali presenti nel territorio hanno come caratteristica. Questo perché abbiamo firmato 21 protocolli d'intesa e quindi il programma è una sintesi di queste caratteristiche culturali. Inoltre, come sempre, cerchiamo di valorizzare il territorio in senso ampio, il territorio dal punto di vista paesaggistico, architettonico, storico, ma anche il patrimonio inteso come risorse umane presenti che sono un fiore all'occhiello per il nostro territorio. Le novità di quest'anno sono tre in particolare. Abbiamo voluto innanzitutto inserire un premio Enzo Alessi, sia per ricordare il grande Enzo Alessi, ma anche per promuovere e dare riconoscimenti a coloro i quali rappresentano per Agrigento anche una risorsa culturale e artistica molto eccellente, e quindi tra attori, registi, scrittori, letterati e anche giornalisti. Inoltre la novità è quella che puntiamo tantissimo sui giovani, tanto che faremo un gruppo giovanile della Dante Alighieri, proprio perché comprendiamo che il futuro è affidato a loro e quindi è giusto che abbiano anche le loro responsabilità in seno alla Dante. Inoltre abbiamo stipulato dei gemellaggi, degli scambi culturali con comitati della Dante Alighieri sia italiani ma anche esteri, questo perché vogliamo che vengano direttamente qui nel nostro territorio e apprezzino le nostre bellezze. In più sono stati banditi dei concorsi di poesia, concorsi letterari, ma anche delle mostre e delle pubblicazioni che si proiettano nel futuro. Il titolo stesso del progetto Acqua, aria, fuoco, terra nella Sicilia che cambia vuole sottolineare due aspetti fondamentali: il cambiamento, in quanto sappiamo che le nostre origini sono molto lontane nel tempo e c'è stato un continuo cambiamento, e noi crediamo che vada proiettato verso il futuro, e il futuro quindi coinvolge le nuove generazioni. I 4 elementi già individuati da Empedocle, perché questo cambiamento, questa innovazione non parte dal nulla, ma parte da elementi essenziali che noi troviamo nella nostra natura, nel nostro territorio. Sindaco, oggi la sigla di un protocollo con la Dante Alighieri per promuovere la cultura nel modo in cui la Dante Alighieri la promuove, il territorio e risorse umane. Sì, anche quest'anno abbiamo riproposto, o meglio, la Dante Alighieri ha riproposto un programma ricco di cultura. Si parla di Agrigento, si parla dei teatri, si parla dei luoghi che saranno aperti anche in previsione di Agrigento 2025, si parla anche dei rapporti di Agrigento e Gorizia, si parla anche del primo premio letterario dedicato a Enza Alessi. Che dire, io devo ringraziare la Presidente Enza Ierna perché come sempre puntuale e molto precisa e attenta alle vicende culturali e non della nostra città, quindi per me è stato proprio un invito a nozze a riproporre quello che lei ogni anno mi porta alla firma, perché penso che sia un fiore all'occhiello per la nostra nicchia culturale
del territorio. Si parla di acqua, aria, fuoco e terra nella Sicilia che cambia. Questi sono i 4 elementi tempero che sono anche il filo conduttore del dossier, quindi del programma del Agrigento 2025 che il direttore Bergoni ha voluto fortemente e